Veniamo adesso alla solennità domani di Sant'Antonio, patrono di Padova. Stasera all'Arcella la rievocazione del transito, la morte del giovane frate. Luca Colombo. Profugo non proprio, straniero e naufrago sì però, gettato da una tempesta sulle coste della Sicilia delle cronache attuali di migranti. La regia del padovano Antonello Belluco racconta la vita avventurosa del santo, Antonio guerriero di Dio, Antonio portoghese di Lisbona, Antonio di Padova, perché lì spese gli ultimi mesi ardenti di predicazione. Si era imbarcato per portare il Vangelo nel Marocco musulmano. Era l'Europa cristiana, invece, che doveva rievangelizzare, insieme ai primi frati infiammati dalla visione di Francesco d'Assisi. Ripara la mia Chiesa. Antonio la trovò, l'Europa, allora come adesso, piena di contrasti. Europa di mercanti e di banchieri, di nuove rapide ricchezze e di miseria, fino alla schiavitù per debiti. Di prelati immemori, anche. Ricco di nascita, si consumò per gli ultimi, non arrivò a 40 anni. Stasera andrà in scena il transito all'Arcella di Padova, perché lì, nel conventino fuori le mura, dovettero fermare il carro che lo riportava morente in città dall'eremo di Campo San Piero. E suoneranno le campane, come prodigiosamente devozione vuole, accadde a Lisbona nel momento del passaggio, 13 giugno 1231. Pellegrini a milioni, ma anche non credenti sulla tomba del Santo dei Miracoli, da 8 secoli. È qualcosa che ti tocca. Anche il fatto di essere in mezzo a tante persone comunque sofferenti che credono in una cosa così grande.